Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Far Cry 3. Quest'oggi continueremo la nostra avventura in single player, vedremo un po' il nostro Jason di cosa è capace. Allora, come potete vedere abbiamo iniziato una nuova missione, ci ritroviamo all'avamposto di Amanaki. Ho utilizzato il movimento rapido per spostarmi dalla casa del dottor Hernard qui giù a 750 metri dalla Medusa, la nave spiaggiata a nord, e vedremo di arrivarci magari con una bella macchinina. Qui intorno ce ne sono diverse, però è meglio armarci a dovere, soprattutto perché ci sarà un probabile scontro armato, quindi qui abbiamo un bel deposito dinanzi a noi, magari potrà essere utile utilizzare un'arma diversa da quella che abbiamo, oppure magari ricaricarci le munizioni del nostro AK-47. Vediamo un po', ricarica inventario, $224, qua la vedo male ragazzi, meglio dare un'occhiata ai fucili d'assalto se ce n'è qualcuno in dotazione. Allora, F1, M16, MS16, l'STG-90 potrebbe essere un'idea, visto che ha una cadenza di fuoco superiore alla K47 e magari possiamo utilizzarlo nella maniera migliore, visto che è in dotazione e non abbiamo la possibilità di comprarlo. Ok, posizioniamolo immediatamente nella sezione qui in alto. Benissimo, vediamo se ce l'abbiamo selezionato. Ottimo. Ok, usciamo immediatamente da questa nostra bella capannaccia, vediamo un po' quello che possiamo ritrovare intorno. Allora, vediamo se troviamo innanzitutto una bella macchinina per arrivare lassù alla baia. Ecco, qua ce n'è una. Da quant'è che non la lavano questa macchina? Ci sarà la crosta praticamente nei pneumatici, addirittura anche nei sedili. Attenzione, ci dovremmo fare un bagno in acqua di rosa appena usciremo da questa macchina. Funziona il motore? Bella, perfetto, partiamo. Allora, guardate che grande tecnologia questa bella macchinina, navigatore satellitare di prima classe, eccolo lì. Allora, vediamo un po', innanzitutto probabilmente dovremmo avanzare in una zona dove non è disponibile la torre radio, quindi dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo attraversare soprattutto una sorta di precipizio, quindi la nostra macchina non ci potrà portare direttamente fino al punto massimo, dovremo avanzare a piedi, quindi vedremo quello che riusciremo a fare. Attenzione che qua ci sono macchinine. Probabilmente l'avamposto che abbiamo conquistato ci ha consentito di far passare qui intorno delle pattuglie appartenenti direttamente al nostro schieramento. Ok, perfetto, qui vedo del mare, della spiaggia, quindi stiamo avanzando nella giusta posizione. Siamo a 429 metri, ok, adesso andiamo nella giusta direzione. Ottimo, vediamo un po' cosa ritroviamo intorno. Non posso completamente creare medicine ragazzi, ovvero qualcosa di particolare, perché non ho disponibili gli elementi, però nel momento in cui effettuerò qualche battuta di caccia che vi farò vedere, magari qualche battuta di raccolta, vedremo un po' quello che riusciremo a fare. Vai alla Medusa, richiamo della Medusa, forse è meglio lasciare l'auto qui intorno ragazzi, per evitare quindi un errore da parte nostra. Allora, la macchina la possiamo lasciare qui per 97 metri, avanzeremo a piedi. Benissimo, il nostro STG vediamo. Bene ragazzi, allora vediamo un po' come fare a pezzi i nostri cari amici pirati. Allora, dobbiamo uccidere di nascosto gli operatori radio di pattuglia e recuperare ovviamente i dati. Allora, dobbiamo raggiungere, come ha detto il nostro caro amico, un posto elevato. Vediamo un po'. Z usa la macchina fotografica, centra i nemici e usa lo zoom per identificarli e tracciare la loro posizione. Macchina fotografica? Probabilmente questa sarà la macchina fotografica che abbiamo rubato nella capanna in precedenza, probabilmente nel primo video. Bene, possiamo segnalare direttamente i nostri bersagli passandoci sopra con il cursore, in modo tale da ricordarli nella mappa nel momento in cui avremo bisogno di farli fuori. Allora, ce ne deve essere qualcun altro da queste parti. Ecco qua un altro nostro amico, zoomiamo, ok, perfetto. In alto potete vedere la leggenda che indicherà perfettamente la tipologia di preda che andiamo ad analizzare. Rinfoderiamo la nostra macchina fotografica e raggiungiamo magari una postazione più elevata per, come possiamo dire, riconoscere più nemici. Allora, vediamo un po', probabilmente la nave Medusa deve essere quella castonata dietro di tutte. Potete vedere direttamente, eccolo lì, la scritta Medusa. Ecco, avevo visto bene, Medusa, deve essere questa la nave dove dobbiamo arrivare. Questi saranno due navi un po' degli avamposti per confonderci. Vediamo un po', questo deve essere il bersaglio. Allora, questo probabilmente sarà uno degli operatori radio ragazzi, quindi magari lo possiamo fare fuori di nascosto. Ce ne deve essere però un altro pure diversi. Vediamo di ottenere soprattutto vantaggio per avvicinarci alla nave con calma. Attenzione, qua siamo su una rupe, attenzione a non farci male. Abbiamo solo due gambe. Allora, vediamo un po', 82 metri dal nostro bersaglio, deve essere nella seconda nave. Benissimo, andiamo con calma, soprattutto non farci scoprire da questi stronzetti è il modo ideale per andare avanti. Vi ricordo che abbiamo ancora una bella siringa, la potete vedere dall'indicatore in basso a sinistra sotto le due icone della vita. Bene, allora, lancio un sasso. Bello, possiamo lanciare i sassi. È ora di occuparsi dei pirati. Pirati, eccoli qua. Facciamo fuori il primo barba nera che vediamo qua dentro ragazzi, soprattutto con molta calma e attenzione. Innanzitutto lanciamo un sasso da quella parte per far distogliere lo sguardo al nostro caro amico. Bene. Che cazzo?
Perfetto, amico mio. Vai di là, c'è un procione sotto la sabbia che si sta zuffando, quindi vai lì a vedere. Perfetto, guardate un po', tattica alla Hitman. Allora, qua abbiamo il primo bersaglio, ragazzi, vediamo un po'. Dobbiamo farla a fettine, solo che stavolta è un pochino più difficile perché abbiamo diverse guardie dinanzi a noi. Allora, vediamo innanzitutto dall'altra parte se c'è qualche altra cosa. Soprattutto analizziamo tutto l'ambiente circostante per essere sicuri. Ok, vediamo un po'. Da questa parte, diamo un'occhiata. Bene, non c'è anima viva. Ok. Attenzione, ci sono direttamente dei barilotti per l'esplosione. Eccoli qua, potete ben vedere. Oddio! Mamma mia! Facciamogli una bella foto. Cheese, amico, addirittura un altro operatore radio. Guardate che bellino. Allora, fucile AK-47, anche una bella sigarettina. Ok, vediamo innanzitutto, ragazzi, di attirarlo qui dentro in modo tale da farla a fettine come fa il nostro caro amico Hitman. Vediamo se si è accorto di qualcosa. È sordo anche il nostro amico, eh? Vediamo più vicino. Perfetto, ecco che si sta accorgendo di qualcosa. Attenzione. Prepariamoci, ragazzi, a colpirlo. Un colpo rapido e letale. Dobbiamo farlo fuori in un ben che non si dica. Eccolo qui. Lo possiamo vedere attraverso le strutture, visto che l'abbiamo segnalato con la macchina fotografica. È un ottimo metodo di riconoscimento, soprattutto per destreggiarci in questi ambienti un po' chiusi. Avevo sentito qualcosa. Perfetto. Attiriamolo anche da quell'altra parte. Vieni qui, amico mio. Perfetto, tramite l'abilità dell'abbattimento che abbiamo scoperto con il nostro tatuaggio avremo la possibilità di farlo fuori. Vieni qua, bello! Ah, facciamogli lo scalpo. Ottimo, ragazzi. Allora, cerca informazioni sul corpo dell'operatore radio. Vediamo un po', saccheggiamo, vediamo che cos'ha qua dentro. Chiave ponte. Questo può essere utile magari per entrare nella sala radio dove dobbiamo metterci in ascolto nella nave Medusa. Chissà perché la chiamano così questa nave. Ho sentito qualcosa, ci deve essere qualcuno anche da queste parti. Eccolo là, infatti, un altro bel saldatore, ragazzi, che si sta occupando di qualche cosa. Ok, perfetto. Vediamo un po' di rinfoderare la nostra bella reflex da $800 e andare lì e farla a fettine. Benissimo, con calma. Questi segnalibri che vedete a forma di diamante probabilmente sono dei forzieri, qualcosa del genere. Che il nostro amico qua, tranquillo, che sta saldando. Adesso gli saldiamo noi la testa con un bel macete nello stomaco. Vieni qua, amico. Anzi, nel collo, wow. Vediamo che cos'ha invece questo nostro ragazzone. $9, qualcos'altro? Niente, solo soldi per una birretta. Benissimo, allora, la nave Medusa è qui a sinistra, però probabilmente dobbiamo fare a pezzi anche il nostro caro agente di guardia, che è laggiù. Bene, innanzitutto saliamo nella nostra bella nave Medusa per vedere che cosa possiamo fare. Bene, avevo ragione, infatti, ecco qua i forzieri vengono indicati da un diamante. Vediamo cosa c'è qui dentro. Accendino scarico, potrebbe esserci utile, anche noi munizioni per la pistola sono utili, insieme a $21. Ok. Allora, vediamo innanzitutto di analizzare il movimento delle guardie dietro questi bei sacchi di cemento. Allora, il nostro amico possiamo attirarlo magari all'interno dello scafo della nave, ed è meglio farlo adesso, meno male che abbiamo raggiunto questa altura, per eliminarlo nel modo più rapido possibile. Ok, adesso possiamo anche alzarci all'impiedi, non c'è più pericolo qui intorno. Ok, attenzione, lì c'è un altro bel soldatino. Ottimo. Eccolo lì, ragazzi, dobbiamo attirarlo immediatamente qui dentro. Attenzione, magari con i nostri sassi dobbiamo riuscirlo a portare qui dentro. Allora, vediamo un po'. Dannazione. Il nostro caro amico mi sa che non ha sentito nulla. Vieni qui. Ehi. Perfetto, ha sentito. Ottimo. Veramente ottimo, ragazzi. Attenzione, dobbiamo adesso calcolare il momento giusto per portarlo fino a questa posizione. Eccolo che sta arrivando. Perfetto, questo l'avrà sentito, ha toccato direttamente il ferro. Eccolo qui. Meno male che l'ho segnato con la macchina fotografica. È soprattutto un ottimo metodo che gli sviluppatori hanno ideato per riconoscere i bersagli. Ma chissà dove li prendiamo tutti questi sassi. Mamma mia, non credo che... Oh, attenzione, se ne sta andando. Amico. Oddio, ci stava per vedere. Vieni qui, amico mio. Dobbiamo attirarlo, ragazzi. Nascondiamoci dietro questo bel rullo e adesso gli facciamo dimenticare di essere nato. Eccolo qua. Anzi, gli facciamo rimpiangere di essere nato. Ok, vieni qui. Porca merda! che esclamazioni, ragazzi, troppo forti. Ok, là sotto. Ehi! Oddio! Speriamo che non l'hanno visto. Ci aveva notato, ragazzi, infatti era una posizione un po' brutta per raccogliere, per ucciderlo, però era l'unico modo. Cos'ha qua dentro? Codice di frequenza 2, oggetto chiave, perfetto. Uccidi di nascosto gli operatori radio, ce ne deve essere ancora qualche altro, eh? Peccato che non hanno specificato il numero. Mamma mia, che azione alla Hitman, ha fatto... Anzi, l'addestramento che stiamo facendo su Hitman è molto utile anche in questi casi, ragazzi. Allora, vediamo un po', queste saranno bombole esplosive, vediamo un po'. Tenere fuori dalla portata dei bambini...
10 anni in meno. Vabbè, noi ce l'abbiamo l'età a posto. Saliamo al di sopra della medusa e vediamo che cosa c'è, ragazzi. Speriamo di non rimanere pietrificati qui dentro. Ok, mamma mia che nave, però non mi farei una crociera qui dentro neanche se fosse l'ultima nave sulla Terra. Oddio, guardate un po'. Chissà come è arrivata qui pure stesso una nave del genere, mamma mia. Allora, deve essere qui per forza il nostro caro amico. Guardate, vediamo un po' cosa c'è qui dentro. È in fiamme addirittura la nave. Ok, vediamo un po'. Da queste parti, probabilmente dall'altra parte della nave. Vediamo da questa parte. E che cazzo è questo Ehi, odore? ho sentito qualcosa? C'è qualcuno che sta lavorando ai ferri qui sotto, vediamo. Ah, ecco qua, c'è qualcun altro, vediamo. Ah, perfetto, è un altro operatore, ottimo. Dovremmo magari scendere dalla nave, però sento qualche altro rumorino. Non è che c'è una guardia qui intorno. Tanto c'è una bella cassettina qui. Collana di perline, wow, ma proprio ci stiamo decorando. Accendini, collanina, proprio di tutto e di più. Ok ragazzi, credo che meglio scendere da qua sopra e andare a vedere il nostro amico se possiamo farla a pezzi nella maniera migliore. Come vi dicevo, ancora non ho raccimolato alcuna piantina o alcuna pelle di animali perché proprio non sono andato a caccia. Però visto che vi piacciono anche molto le missioni di caccia, magari farò anche qualche gameplay proprio per proprio un gameplay ambientato in una zona di caccia, magari per raccogliere le pelli e tutto il resto, magari per essere più competitivi e crearci appunto i nostri oggettini, perché ovviamente sono molto utili, soprattutto anche le medicine. Allora, salta nell'acqua profonda per interrompere la linea visiva. Benissimo, cerchiamo di ottenere vantaggio soprattutto a girare il nostro amico. Qua c'è una bella cascata, ottimo. Vediamo di uscire. Ah, perfetto, wow, ci siamo un po' fatti la doccia e sarà anche stata una buona idea, perché dopo essere entrati in quella macchina con la rogna, mamma mia, tutta arrugginita, è stata un'ottima idea. Ok, vediamo di guadagnare vantaggio. Intanto qui c'è un bel girasole, ci sarà molto utile magari più avanti. Raccogliamolo immediatamente. Foglia ambrata, non girasole. Allora, vediamo un po'. Mamma mia, questa foto me la prendo. Guardate che bella da questa postazione la nostra nave. Perfetto. Allora, il nostro amico è qui. Vediamo un po', analizziamolo. Dotato di AK-47, coppola siciliana in testa. Mamma mia. Allora, vediamo da queste parti. Ci sono altri soldatini che potrebbero dare l'allarme. No. Bene, scendiamo. Attenzione a non romperci le gambe, perché queste rocce sono soprattutto molto alte. Dobbiamo elaborare un metodo per farlo fuori. Ok, da questa parte può essere un'ottima idea. Vediamo un po' di attirarlo nella maniera adeguata. Magari dentro il container, ragazzi. Eccolo lì. Vediamo. Ah, probabilmente entrerà nello scafo della nave. Attenzione ragazzi, la cosa si fa un pochino più difficile del previsto. Ci sono altre guardie, là c'è un altro bel saldatore, quindi magari aggirarli dal lato ovest può essere un'idea. Quindi passiamo da questa parte, proviamo ad andare. Intanto possiamo goderci il grande paesaggio che c'è qui intorno. Guardate un po' la nave da questa prospettiva, che bella. Ok. Ah, mi ricordo che abbiamo potenziato l'abilità ragno e soprattutto mi specializzerò nel settore tatuaggi ragno, in modo tale da essere più competitivi in queste azioni furtive, che davvero la furtività mi piace soprattutto più della spada, quindi la furbizia batte la forza secondo il mio punto di vista. Attenzione ragazzi, ho paura che quel testa di stronzetto si sposti. Attenzione, mettiamo un sassolino da quella parte. Ok, l'ho fatto fuori, ottimo. Vediamo di attirarlo nella maniera adeguata dall'altra parte. Chi è che continua a fare rumore? In silenzio ragazzi. Shh. Voglio prendermi quel bel cappellino siciliano che ha in testa e mettermelo. Vieni qua, bello mio. Avanti, presto. Vieni qua. Dammi il cappellino, voglio il cappello. Dov'è? Mannaggia, forse non glielo possiamo saccheggiare. Ora la radio. La radio, abbiamo preso un altro codice di frequenza. Uccidi di nascosto tutti gli operatori radio. Perfetto, raggiungi il ponte della Medusa lassù. Bene ragazzi, facciamoci un altro giretto. Magari passiamo anche dall'altra parte. Scusate però, interrompiamo un attimo la missione. Devo prendere quest'altra bella foglia ambrata. Magari ci può essere utile più avanti. Ok. Allora, 75 metri dal nostro obiettivo principale. Vi ricordo che il fucile che abbiamo in mano, diverso dalla K47, può essere molto più utile perché ha la cadenza di fuoco aumentata. Bene. Le armi che ci sono in questo gioco, ragazzi, a mio parere sono diverse, soprattutto sono molto ben realizzate, quindi un ottimo lavoro anche su questo settore da parte degli sviluppatori. Davvero un gioco ad hoc, fatto in maniera adeguata, anche se ci sono diverse imperfezioni. Comunque, nonostante tutto, è un ottimo gioco che ve lo consiglio se amate il genere, ovvero questa sorta di libertà che
viene integrata nel gioco, dove il personaggio può decidere se, dove la persona può decidere se divertirsi affrontando quindi le missioni principali o addirittura sbizzarrirsi con le missioni secondarie e così via. 16 metri dal nostro obiettivo principale, ragazzi, finalmente nel ponte della nostra cara Medusa. Vediamo cosa c'è qui intorno, soprattutto speriamo che non ci sono particolari problemini. Allora, attenzione che le guardie sono molto ma molto arrabbiate. Vedete accanto al numeretto dei metri in basso a sinistra la frecciolina ci indica che l'obiettivo è al piano superiore. Se fosse stata verso il basso sarebbe stato al piano inferiore. Benissimo, soprattutto perché è importante capire i segnali della bussola inizialmente. Mamma mia della nave tutta arrugginita, mi sembra un po' una sorta di Titanic andata a male. Quale scialuppa addirittura, tutta arrugginita. Se dovevano scappare con una scialuppa del genere già erano sul fondo marino a morire. Mamma mia, guardate un po' che vecchie. Ok, saliamo direttamente al ponte principale, raggiungi il ponte della Medusa. Ci siamo, con calma sempre, Allora, vediamo se possiamo intercettare qualche informazione radio particolare. Soprattutto vediamo cosa c'è dentro questo forziere. Piccola torcia, questa può essere utile, molto utile. Bene, allora, eccoci qui. Interagiamo con questa bella porta. Sarà un po'... non ce l'abbiamo fatta ad aprirla immediatamente. Ottimo. Vediamo cosa c'è qui dentro. Questa sarà... addirittura ci sono i vecchi comandi delle navi del 1920, dei primi anni del Novecento. Guardate che figa. Plancia di comando. Qui c'è la radio. Buzz sta registrando i video di riscatto alla BP. Un riscatto? Mi avevano detto di chiamare i compratori. Fallo. Quando arrivano i soldi dei genitori, i ragazzi finiscono sul mercato nero e li daremo a chi li vuole. Doppio guadagno. Mi piace. Ehi, basta chiacchiere. Qualcuno ha fatto scattare l'allarme alla Medusa, deficiente. Oddio, è Siamo scattato a l'allarme. piedi. La vedo già. Maledizione. Vengono a prendermi. Sono pronto. Presto. Ora o mai più. Liberati dei rinforzi sulla spiaggia, ragazzi. Saremo coinvolti in una sparatoria. Fuori dalla Medusa sarà pieno, brulicherà di soldati. Meno male qua c'è qualcosa, vediamo. Munizioni, abbiamo 60 colpi, ragazzi. 2 caricatori da 30, usiamoli bene. Fuori da questa porta non sappiamo che cosa ci attende. Pronti a uscire, ragazzi. Ah, qua c'è qualcosa, attenzione. Kit medico, non so perché mi stanno dando tutta sta roba. Probabilmente ci sarà l'inferno fuori da questa porta. Pronti ad uscire. Sappiamo quello che lasciamo ma non sappiamo quello che troviamo. Si stanno avvicinando. Pronti, scateniamo l'inferno.